Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City in versione magazine, però sempre con Massimo Privitera. Ciao Massimo. E con, ciao Marco, Testoni. Guarda che ha fatto questa congiunzione così. Eccoci qui. Allora, dunque, anche oggi, come qualche magazine fa, prendiamo in esame due film cinema, anche se sono due film, almeno uno lo trovate anche nelle piattaforme digitali. Sto parlando di quello di cui parlerò dopo io, ovvero Se la strada potesse parlare, mentre tu, Massimo... Io parlo di un film che è ancora al cinema, ovviamente, anche perché sta avendo un successo strepitoso al botteghino, The Avatar, The Way of Water, La via dell'acqua, il seguito di Avatar del 2009. Quindi dopo 13 anni, se non erro matematicamente, ci troviamo nuovamente al cinema con James Cameron, che registicamente è sempre qualcosa di eccellente, con ovviamente però una mancanza questa volta, ahimè. Avatar 2, La via dell'acqua, che poi credo che ce ne saranno altri tre, che saranno la via della terra, la via del deserto, la via di qualcuno, se qualcuno se ne va via proprio, chissà, prima o poi qualcuno se ne andrà. Purtroppo questo secondo film viene a deficere del suo compositore del primo. Parlo del compianto James Horner, fedele collaboratore di James Cameron, ricordiamo Titanic, quella che gli regalò una marea di premi, tra cui anche l'Oscar, canzone e colonna sonora, e per Avatar scrisse veramente una grande sinfonia per questo film di fantascienza, un po' Pocahontas, molto green, molto ambient, e devo dire che anche in questo caso visivamente, perché qua si parla di un'evoluzione del 3D, quindi anche qui un 3D di quelli strepitosi, che veramente dire immersivo e dire poco. Poi la trama un po' lascia diciamo un po' l'amaro in bocca, perché è abbastanza semplicistica e ha, mio avviso, ma non solo per quello che posso dirne io modestamente, dei buchi di sceneggiatura. Però vieni veramente avvolto, vieni coinvolto dalle immagini, che sono sempre a un livello ormai incredibile, di qualità elevatissima, e l'amico, nonché fidato collaboratore degli ultimi anni di James Horner, Simon Franklin, che aveva già diciamo aiutato a continuare l'ultima colonna sonora, che fu quella dei Magnifici Sette, perché poi andò a morire mentre stava lavorando su questa colonna sonora James Horner in un incidente aereo. Franklin continuò l'opera horneriana in quel film lì, e anche oggi si ritrova a riutilizzare una parte dell'impianto tematico di Horner per il primo Avatar, ma aggiungendo temi e pagine action atmosferiche enfatiche di suo pugno. E quindi fra una citazione horneriana e un nuovo leitmotiv, la colonna sonora ha una sua veramente possenza, muscolarità ed efficacia in queste immagini di 3 ore e passa di film. Quindi anche reggine 3 ore di film da un punto di vista musicale, componendo tantissima musica che quasi non scompare mai all'interno della pellicola. Non è una cosa facile, e Franklin ne esce fuori, devo dire, vittorioso. Quindi grande colonna sonora, grande film da vedere assolutamente, esclusivamente al cinema in 3D. Bene, allora passo invece al mio consiglio, ovvero un film del 2018, Se la strada potesse parlare, un film scritto e diretto da Barry Jenkins, tratto da l'omonimo romanzo scritto nel 1964 da James Baldwin. Particolarità di questo film, di cui parlerò, sono ovviamente le musiche di Nicholas Britell. Nicholas Britell è un compositore, ho scoperto, 42enne, quindi diciamo giovane, diciamo quello di nuova generazione in qualche modo, ed è la sua formazione è molto strana, perché è molto variegata, cioè da una parte lui si sente il background classico, dall'altra parte si sente anche quello jazz, e contemporaneamente anche il minimalismo, si sente che ha sentito molto la scuola di Philip Glass, Steve Reich, eccetera eccetera, ma è anche interessato al lavoro di certi produttori, ad esempio ne dico giù uno, Quincy Jones. Ecco, la storia strana è che io questo film l'ho conosciuto
dalla colonna sonora, cioè io ho sentito prima la colonna sonora e poi ho visto il film, ho fatto esattamente il contrario. La colonna sonora, un tema in particolare che si chiama Agape, di una bellezza incredibile, ricorda certi temi alla Mark Isham, quindi che deve essere anche un altro a cui lui si è ispirato. Dopodiché sono andato a vedere il film, dal titolo appunto Se la strada potesse parlare, e lì sono rimasto assolutamente colpito il doppio, perché il film è un film chiaramente black, credo negli anni 60 giù di lì, una coppia di afroamericani giovanissima che si stanno per sposare quando uno dei due, lui, viene accusato di stupro da una donna bianca e viene ovviamente tradotto nelle carceri, e quindi da quel momento in poi c'è questa storia drammatica e anche, ahimè, purtroppo consueta, di un innocente, per di più nero, all'interno delle carceri con un'accusa falsa di stupro. Ebbene, la musica, dal momento che tutti i partecipanti al cast, eccetto l'avvocato bianco, tutti gli altri sono afroamericani, in un contesto altro si sarebbe pensato a una musica black, quindi con tante con autori di una certa linea, pompato di soul, black music e quant'altro, e invece no, c'è una colonna sonora tra il minimalismo, l'ambient e certo sinfonismo molto accennato, romantico, ma insomma che dà questo senso di galleggiamento, cioè di straniamento molto 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 coraggioso. Quindi io lo consiglio assolutamente di andare a vedere questo film e soprattutto di sentire le colonne sonore di Brittle, che tra l'altro è stato anche producer di Whiplash, il film appunto di Damien Chazelle di qualche tempo fa. Quindi è veramente un autore a 360 gradi che secondo me scriverà delle pagine importanti del prossimo cinematografia nordamericana. Quindi consiglio a tutti, Se la strada potesse parlare, lo trovate su Now TV e su Sky. E io consiglio di Brittle, che seguo da molti anni e che ammiro tantissimo perché poi è eclettico, come tu l'hai ben descritto, la serie Succession, che ha una colonna sonora tra, si potrebbe definire classico pop, ambient, cioè lui riesce a rifare come faceva Rota, che ti sembrava di ascoltare Ravel, Bach, Mozart o Wagner, ma in realtà è Brittle, però con quelle rimembranze, ma in versione pop o metal, rock. Andate ad ascoltare Succession, che è qualcosa di incredibile, e Brittle è uno che sa scrivere. Anche perché, Massimo, è difficilissimo descrivere con le parole la musica di Brittle, perché ha talmente tanti riferimenti e poi tutti ben miscelati, per cui è difficile. Comunque sentitelo, perché ha uno stile secondo me importante e anche inconfondibile. Allora, anche per oggi, caro Massimo, abbiamo concluso. Io saluto te, saluto chi ci ascolta, buona musica a tutti. Buon ascolto!